dire che dopo le parole dell'onorevole Del Due e dell'onorevole Craxi mi è molto più facile aggiungere alcune brevi riflessioni. Intanto ormai mancano pochi giorni, poco più di una settimana al voto, e giustamente anch'io fatto dall'appello al voto unino. Mai come in questo momento c'è la necessità di investire su un nuovo progetto politico riformista, e questo siamo soltanto noi, lo è soltanto la nostra lista. Io l'ho vissuto in queste settimane nel lungo viaggio elettorale, mediamente facciamo dai 500 ai 600 km al giorno in giro per le province del Veneto. In realtà lo faccio normalmente anche come parlamentare del territorio, ma solo magari più nel mio collegio. E quindi la prima considerazione è un onore guidare questa squadra bellissima. È un onore per me poter visitare le tante eccellenze che abbiamo in questo territorio, che sono eccellenze che ci hanno detto in maniera molto esplicita che sono andati avanti da soli, senza una guida politica regionale. Questa è la verità, perché i cittadini veneti, come giustamente veniva richiamato prima, non si sono mai fermati neanche durante il lockdown. Le uniche risorse che hanno ricevuto, forse non sufficienti, anzi sicuramente insufficienti, ma sono arrivate dallo Stato. La Regione Veneto non ha messo un euro, il momento più difficile di crisi di questa regione. Una crisi che già nel 2008, quella economica, aveva portato sicuramente dei danni ingenti, soprattutto a coloro che producono ricchezza, benessere, posti di lavoro in questa regione. Ma poi addirittura l'arrivo di questa tragedia, di questo tsunami che è stata la pandemia, il Covid, non ha visto nessun protagonismo di competenze regionali che potevano essere esercitate indipendentemente dall'autonomia tanto sbandierata dalla Lega e da Zaia, che però in 25 anni di immobilismo monocolore della Lega, che poi alla fine sono sempre della stessa faccia, della stessa medaglia, Zaia e Salvini, perché oggi giocano a fare l'uno contro l'altro perché devono dimostrare chi prenderà di più, se Zaia o Salvini, con la sua lista. Ma in realtà la verità è che nel 2023 Zaia abbandonerà questa regione. Già è una forzatura questo terzo mandato, perché lo sapete, ha cambiato anche la legge elettorale per poter fare il terzo mandato. Ma se tutto è una gara interna tra l'uno e l'altro, alla fine chi ci rimetterà sono proprio i cittadini veneti, perché qui non c'è più un'idea, non c'è un progetto, non c'è stato neanche negli anni scorsi. Lui sa di dover galleggiare in una situazione dove vanno avanti comunque gli imprenditori, le partite IVA, la scuola va avanti da sola, la sanità, perché se qui abbiamo potuto arginare un fenomeno drammatico, tragico, che ha visto sicuramente tantissime vittime e anche tanti ammalati, ma meno rispetto ad altre regioni governate dalla Lega come la Lombardia, e perché qui ancora la Lega non è riuscita a smantellare completamente un sistema di sanità pubblica, una rete ospedaliera. Addirittura, anzi, Zaia aveva chiuso degli ospedali, e lo sapete meglio di me, li ha dovuti riaprire per far fronte al Covid. Questo ci dimostra che serve una sanità sicuramente avanzata, serve un mix tra pubblico e privato, ma non smantellare completamente gli ospedali così come sta avvenendo. Ci sono delle eccellenze che sono i nostri medici, i nostri esperti, i nostri scienziati, i nostri ricercatori. L'Università di Padova, siamo in questa splendida città, ed è la dimostrazione che si sta lavorando anche oggi per la sperimentazione dei test rapidi. Insomma, tutto il mondo di coloro che vogliono bene a questa regione vanno avanti ugualmente, con Zaia o senza Zaia.